Buonasera a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Dove andranno a finire i palloncini. Oggi lunedì, non solo lunedì, ma anche il primo lunedì del mese. Già il dicembre comincia, già si cominciano a vedere tutte le strade arredate, addobbate. Comunque chi vi parla è Alberto. Sì, infatti, chi vi parla è Carlo. Infatti noi siamo lanciati così. Ciao a tutti, stavo per dire da Carlo e Alberto. Siamo E le strade sono arredate. Siamo già in atmosfera natalizia. Basta, mancano 25.000 giorni. Hai visto le luci, gli alberi di Natale? Che poi non te ne accorgi. I soldi che se ne vanno perché devi fare i regali a tutti. Che poi non te ne accorgi, è estate. È vero. Cioè tu hai il maglioncino oggi, le camicie con... Poi sei bellino? Che è successo? Allora, partiamo dal presupposto che sono sempre bellino, giusto? Però oggi brillo di luce proprio. Non lo so, avevo da fare, quindi ho detto mi aghindo, anzi mi arredo, come dice Carlo. Dove andranno a finire i palloncini? Come ogni settimana siamo qui a tenervi compagnia lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19. Volete contattarci 380 19 33 500, volete insultarci come volete, studio90italia.it per vedere la mia camicia e il maglioncino di Carlo. Noi adesso andiamo in musica con Annina, ti va bene? Annina. Max Gazzè. Studio90italia.it per seguirci. Dove andranno a finire i palloncini, sempre con Carlo e Alberto, e comincia Rassegnati con la stampa. Beh Carlo, ho dato un'occhiata, non volevo farlo, perdonami, ma cosa hai portato oggi? Oggi c'è una notizia un po' particolare, siamo in Svezia. In Svezia esiste una cosa meravigliosa che si chiama la pensione per il pane. La pensione per il pane, sì, hai capito bene. In pratica in Svezia è molto diffusa l'abitudine di farsi il pane in casa. Okay. E la gente utilizza il lievito madre. Sì. Il lievito madre, come tu sai e come tutti saprete, deve essere curato, esatto, coltivato, perché in un certo senso è una creatura viva a tutti gli effetti, il lievito madre. Il punto è, Alberto, tu hai un barattolo, perché si tiene nei barattoli di vetro, appunto, di lievito madre. Hai da fare, hai degli impegni, devi partire, devi andare al lavoro, devi fare tante cose. Qualcuno te lo deve allevare. Nasce la pensione per il lievito madre, infatti. Si prendono cura della vostra pasta madre quando siete via. Il prezzo è di 18 euro a settimana. Sono 18 euro, sono 200 corone svedesi, quindi 18 euro a settimana. All'inizio il servizio aveva pochissimi clienti, e invece man mano nel tempo è andato sempre crescendo, fino a quando non è diventato un fenomeno nazionale a tutti gli effetti. Quindi se voi andate in Svezia potete trovare le vostre pensioni. Ma forse per il perché pane. in Svezia non c'è la cultura del panificio come da noi. Perché esattamente. Forse anche per questo. Nei paesi nordici, non so se la cosa qual è, il punto è un concetto abbastanza interessante. Ci sono 6 mesi di luce e 6 mesi di buio. In quei 6 mesi di buio. Che fai? Vuoi uscire? Esattamente. E ci sono i lupi che ti mangiano? Ma 6 mesi di buio significa proprio che già alle 10-11 del mattino il sole non sorge. Viceversa, nei 6 mesi di luce a mezzanotte all'una c'è ancora il sole alto. Quindi molte persone, soprattutto nei mesi di buio, evitano di uscire da casa, comunque di starci il più tempo possibile. Tornano dal lavoro subito a casa. Cioè noi non potremmo vivere. No, io non ci riuscirei assolutamente. Cioè 6 mesi di buio noi abituati ad avere il sole H24 quasi sarebbe devastante. Però in quei 6 mesi di sole. Sì. Quindi la gente cosa fa? La gente cosa fa? Fa il pane a casa, cucina a casa, però quando sei al lavoro che fai? Quindi la mattina lo porti alla pensione, stai lì. Beh, sarebbe interessante anche coinvolgere chi ci ascolta, perché credo che anche i nostri radioascoltatori, potenzialmente coltivano il lievito madre, penso che siano tanti. Se volete scrivercelo, da quanto tempo lo allevate? O se ci volete dare 18 panini. euro, 18 panini o 18 euro, ve lo alleviamo noi, ce ne diamo birra, vino, qualsiasi cosa. Bene, andiamo in musica. Oggi tranquillo questo. Sì, oggi è stata perché questa è stata, di solito noi prendiamo una notizia un po' più divertente, un po' più una cosa interessante, invece è proprio oggi mi è piaciuta questa notizia perché mi ha colpito, curiosa. Bravo. Hai visto? Stai migliorando. Andiamo in musica. Ed eccoci ancora qui a tenervi compagnia fino alle 19. Dove andranno a finire i palloncini? Chi vi parla è Alberto e accanto a me sempre Carlo. Abbiamo parlato di pane. Sì. E mi hai dato un bell'assist, nel senso ho trovato varie notizie, ne ho scelta una che può ricollegarsi a questo. Lo strano pane viola che fa bene alla salute. Tu ti immagini un panino viola? Ma è fatto... Diresti cos'è scaduto? No, è bastato con la barbabietola, com'è? No, allora le ultime mode in materia di diete mettono il pane nell'indice come nemico della linea. Sì, perché giustamente i carboidrati, certo. Accusandolo di essere causa di obesità ed alta pressione sanguigna. Pasta, pane, sono tutte quelle cose che si stanziano qui, questa fascia qui. Infatti se vedete la camicia mi sta precisa per questo motivo. Si forma il cosiddetto meloncino. Non sono più le maniglie dell'amore, sono proprio il settimino dell'amore, come si dice in gergo.
E un ricercatore dell'Università di Singapore assicura di essere riuscito a mettere a punto un tipo di pane che non espone a questi rischi, mantenendo quindi la consistenza, il sapore e quindi mantenendo l'alimento naturale. Ok. E c'è un solo piccolo neo, è viola. Vabbè, ma quello. Ma perché è viola? Zhu Wenbao si chiama così il docente. È l'ingrediente. No, è il docente della National University of Singapore. E cercava un modo di rinnovare la ricetta del pane senza renderlo però artificiale. La soluzione è stata quella di recuperare l'antocianina, cioè l'antiossidante del riso nero, il riso venere per capirci, certo. E mescolandola con la farina normale del pane. In questo modo la digestione del pane viene rallentata. Il problema per la salute dato dal normale pane bianco sarebbe riconducibile appunto alla digestione molto veloce. Con l'amido che viene convertito rapidamente in zucchero. Ho capito. E che finisce velocemente qui nella panza. Lui ti ha fatto un pane che tu puoi digerire totalmente, ma lentamente. In un certo senso si allunga il tempo di digestione e ti puoi, come si dice qui, cafurdare 18 pagnotte, ma le digerisci tipo fra 6 anni. Ti immagini questa scena? Oddio. Il fatto però è anche che l'antocinanina è la sostanza che, sì, perché sembra tipo scioglilingua. Antocinanina si scopre che è terribilmente tossica. no, dà questa colorazione caratteristica dà questa colorazione non solo al riso nero ma anche dall'uva. Sì, si ricava dalla buccia dell'uva, dei mirtilli e molti altri frutti. Si chiama antorracino, hai ragione. Ecco allora che le pagnotte preparate secondo la ricetta di Wenbabiao, che è sempre l'ingrediente segreto, hanno uno strano colore viola. È un po'... C'è il pane viola quindi che fa bene perché si digerisce più lentamente, il pane nero che invece fa bene perché assorbe tutte le tossine, digerisce, e il pane normale, quello che mangiamo ogni giorno, che non va bene. Esatto, quindi o cominciamo a mangiare pane nero e viola, un po' di quello e un po' di questo. Comunque, niente, era per darvi queste due notizie dove in Svezia ti coltivano il lievito madre e in Cina da Singapore arriva questa nuova moda del pane viola. Ma noi mangiate i panini come volete, con le polpette, senza polpette crudi, schitti, olio, sale, origano. Olio, sale, origano? Una fetta di pane, olio, sale, origano, ragazzi, chi è che non l'ha mai mangiato? Tutti, cioè nel senso, col pane caldo poi. Va bene, un mondo migliore, Vasco Rossi. Mondo migliore. Dove andranno a finire i palloncini? Carlo e Alberto vi fanno compagnia fino alle 19 e siamo arrivati al blocco 2. Blocco 2 cos'è? È quel blocco in cui che vorreste lanciarmi. Esatto, il blocco 2. Perché? Perché vorreste lanciarglielo questo blocco 2? Perché di solito il blocco 2 si apre con Alberto e le sue barzellette che trova nel cucciolone, no? Bene, però vi avverto che stanno per finire, quindi devo trovare anch'io altro da e ora come facciamo? Esatto, ma per oggi siamo tranquilli. Vi ricordate l'altra volta ho strappato il foglio, quindi ne ho un pezzettino solo. Bene Carlo, questa sarà la più brutta di tutte. Ecco. Cioè sarà quella, io spero che... Allora, fate una cosa. Ma sarà più brutta di tutte cosa? La terzina oppure solo questa? No, la terzina, proprio tutto il blocco. Mi siedo. Esatto, siediti. Se la museruola si mette sul muso, sì, dove si mette la cazzuola? Lo dice Carmelo questo. No. Se Garibaldi è partito da quarto, sì, chi erano gli altri partiti prima di lui? Se lui è partito da quarto, quelli che non ce l'hanno fatta. Il terzo, il secondo, il primo, quelli che non ce l'hanno fatta. Le tende da sole soffrono di solitudine? Sì. Per questa, ricordate, l'ho detta così, però ve la voglio, E io, guarda, mi prenderei un minuto sano, perché per dire questa, Carlo, ci devi ragionare. La devi fare sedimentare. Vediamo. Lo stitico, quando muore, va in purgatorio? Bene, guardate, sentite. Possiamo dire che è finito. È finito. Ma questa l'avevo cominciata, l'avevo promessa, l'ho fatta, ora basta. È durata. Perché, capite, cioè, se quando io vi leggo vecchioni da giovane, da giovanotti, cioè, capite bene che il cucciolone sta sbagliando qualcosa. Vabbè, tutte le cose belle prima o poi devono finire, Alberto, mi verrebbe da dirti, no? Sì. Come le tue leggi, adesso è finito. Già, è finito tutto, è finito. Quindi adesso siamo alla ricerca di, no? Oppure già abbiamo qualche... Noi comunque diciamo che 380 19 33 500 i nostri ascoltatori possono anche, come dire, contribuire, no? Ad arricchire non lo so se possono essere degni della nostra ad arricchire le tue rubriche. Ti dirò, c'è un ragazzo che ci ha mandato una volta un messaggio, si chiama Giulio questo ragazzo, non mi ricordo. Mandò questo messaggio e ti suggerì alcune cose per
per il cruciverba ai tempi. Poi qual era la calpa? La carpa cinese. Mi ricordo sui pesci. Ora cerchiamo di ritroveremo questo messaggio. Di ripescarla. Bene, andiamo in musica e rientriamo subito dopo, perché sì, Carlo non ha più le notizie, non ha più le strane cose che arrivano dal mondo, ma c'ha qualcosa di strane cose che arrivano dal web. Studio90italia.it per vederci, 380 19 33 500 per scriverci. Anche per parlarci, perché noi ricordiamo i messaggi vocali via, tutti quelli che arrivano senza filtrarli. No, non è vero, li filtriamo. E via Siena per investirci. Non lo dire, che poi ci aspettano davvero. Esatto, ma la mia rubrica, ho sentito già, è finita. Stanno sparando i mortaretti verso di noi, quindi capite bene qual è il clima. Ma adesso Carlo ha qualcosa. L'altra volta abbiamo parlato di Amazon, se vi ricordate venerdì di TripAdvisor. Ma adesso abbiamo altri Amazon. Sì, c'è sempre nella settimana della Black Week, ossia quel periodo di sconti sui vari siti di e-commerce. Amazon ha messo in vendita un coltellino svizzero che si chiama Wagner 19201, credo. È un coltellino svizzero ufficiale dell'esercito svizzero e costa 7.740 euro. Carmelo, me lo puoi spegnere un attimo il microfono che devo... Quando? Ma tu dirai, ma perché? Che cosa c'ha? Vabbè, avrà tipo i raggi laser. Di tutto. Ma la cosa che ci ha colpito e la cosa che ci ha fatto ridere cos'è? Non tanto il prezzo dell'oggetto in questione, quanto al solito gli utenti di Amazon che si sono sbizzarriti nelle recensioni, nei commenti. Ed io ho raccolto un po' di recensioni Amazon degli utenti, appunto, che hanno, non dico ovviamente acquistato questo coltellino, ma si sono divertiti a recensirlo. Per esempio, Riccardo Rossi scrive: è uno strumento perfetto, resistente e fatto con materiali ottimi. Ho avuto qualche problema con il bunker antiatomico che è posizionato tra il seghetto e la forbicina per le unghie. Perché? Perché la porta blindata cigolava un po'. Però una volta togliati i cardini con la tanica presente nel coltellino, ora va benissimo. Consiglio a tutti. PS, per chi si lamenta della poca maneggevolezza, probabilmente non ha notato che tra la sega a nastro e il contatore Geiger è presente un piccolo filippino estraibile che può essere utilizzato per trasportare il coltellino in tutta comodità. Come si chiama questo genio del crimine? Riccardo Rossi ha scritto una recensione di mezza pagina ed è un genio. Riccardo Rossi, io te lo sto dicendo, ti amo. Ti vogliamo bene tutti. Ti amo. Giovanni Salamone scrive: geniale l'idea della 9 mm inclusa. Unico difetto, l'abbonamento a Sky dura solo un anno. Martino scrive: è una truffa, dopo tutta la fatica fatta per aprirlo scoprire se c'erano tutti gli accessori, mi sono accorto che la PlayStation 4 ha solo un controller incluso anziché 2. Però a loro favore si può dire che l'attacco che mi ha fatto questo coltellino mi ha permesso di rilevare il tumore causato dalla centrale nucleare presente nel coltellino stesso, che non presentava le adeguate protezioni antiradioattive. Geniali, ragazzi. Il popolo di internet. Io amo internet per queste cose. Un altro utente che si chiama FDM scrive: è uno strumento veramente straordinario. Ora, a parte gli scherzi e le battute, lo strumento griglia è utilissimo per cucinare fino a 4 bistecche ai ferri contemporaneamente. Comodissimo anche il gancio a traino per tir e auto articolati. Infine abbiamo le ultime due. Michele Scatena scrive: ho acquistato questo coltellino perché mia madre era in lista d'attesa da mesi, per un piccolo interventino al menisco. Però una volta acquistato questo coltellino sono riuscito a farla immediatamente da solo. E soprattutto, chiudiamo col botto, do una stella perché mancano ago e filo. 30 anni fa nel mio c'erano. Firmato John Rambo. Questo utente si è registrato con il nome John Rambo per scrivere questa recensione. Secondo me l'ha fatto perché sapeva che noi ne parlavamo. Capisci? Ma lui si è creato apposta un account Amazon. Si è chiamato apposta John Rambo per andare a fare questa recensione. Dopo John Rambo mancava solo MacGyver. Esatto. E poi c'era un'altra definizione. E c'era MacGyver. No, non sto scherzando. C'era un'altra recensione con MacGyver che scriveva tipo: per colpa sua sono disoccupato, una roba simile. però c'era, vi giuro che l'ho vista. Bene, allora compriamo dopo il videoproiettore 4K da 18.000 euro. Invitiamo i nostri radioascoltatori e videoascoltatori. Saluto lì, vedo lì. Di acquistare anche questo coltellino svizzero con la centrale nucleare e il generatore Geiger. Andiamo in musica con Giovanotti, ci sentiamo subito dopo e poi niente, saluti. Niente, questa puntata di dove andranno a finire i palloncini purtroppo volge al termine, però col botto. No, col botto perché tu mentre stavamo rientrando hai detto vabbè ora saluti.
Ho detto io, e tu saluti. Sì, ogni tanto ci divertiamo. Gioca giù è partito. Dovremmo metterlo ogni tanto. Mettiamo musica italiana, il gioca giù è italiano, quindi. Ho capito. Bene, sì, è finita questa puntata perché credo siano finiti i soldi per comprare il coltellino svizzero. Aspettiamo mercoledì per avere lo stipendio e comprare qualcos'altro di nuovo. Se dati i prezzi, insomma, 7.700 euro di coltellino. Ma perché a te non ti ridanno tutti questi soldi? Lordi, proprio sono le tasse. Quindi quando ci vediamo? Noi ci vediamo mercoledì, sempre dalle 18 alle 19. Carlo e Alberto, o Alberto e Carlo, scegliete voi a seconda dell'ordine. Se ordinarci per ordine alfabetico o per ordine di preferenza. O cognome, nome. Saremo sempre qui a farvi compagnia, a provare a intrattenervi un po' e a raccontarvi quello che il magico mondo di internet ci offre. Dell'internet. Mia nonna, l'internet. L'ho visto sull'internet. Bene, allora ci rimane che salutarvi e invitarvi alla prossima puntata. Se volete rivederci, ricordate sempre di fare un salto anche sul canale YouTube studio90italia.it per avere tutti i contatti. 380 19 33 500 per il numero telefonico. Che ormai hai imparato e lo dici così, lo scioriniamo così questo numero. Io ti davo la possibilità di farlo a te. No, lo capisco. Ciao.